L'Acragas che fu, nel ricordo dei tifosi come Basilio Borgo, il tifoso scrittore. Una stagione indimenticabile e sicuramente quella che ha visto in panchina all'Esseneto Vincenzo Feola, davvero un signore del calcio, un mister che ha saputo farsi amare dal pubblico. Feola, al Caffè dei Fiori di Baldo Veneziano al villaggio Mosè ad Agrigento, ha incontrato alcuni amici tifosi con i quali si è intrattenuto parlando di Acragas e di calcio in generale, prima di brindare alla squadra biancoazzurra che si spera torni presto nel calcio professionistico. Bentornato intanto ad Agrigento, qui ci sarebbe un cantiere aperto per riportare il calcio che conta in città. Un suo messaggio a chi sta lavorando? Un messaggio, io gli posso fare solo un augurio a loro che possano riportare l'Acragas dove merita, che Agrigento non può stare in promozione o in eccellenza. Il mio messaggio che posso dire è di dare tanto a questa città, a questi tifosi perché lo meritano e che hanno dato dimostrazione di grande voglia, di grande amore e di grande passione verso questi colori. Non è facile. Però io penso che con un passettino alla volta si può ricostruire l'Acragas di 4-5 anni fa. Quando posso ritorno volentieri perché ho lasciato tantissimi amici e tante persone dove ho condiviso vittorie, ho condiviso momenti un po' anche brutti, però il grande rapporto che ho avuto con tanta gente. Ecco, oggi è arrivata la decisione che condanna il Palermo. Come si fa a togliere ad una città come Palermo, dove il tifo crea dei brividi, il calcio? Questo sono i grandi misteri, però vedere Palermo in Serie D penso che è da pazzi, io lo so che non è bello dirlo, però Palermo lo dovrebbe mettere direttamente già in categoria minimo in Lega Pro. Però per rimetterlo in D significa che hanno i loro motivi. E oggi vedere Palermo in Serie D sicuramente è una bella cosa per le altre città e per il campionato di Serie D. Per me io faccio una previsione, non è facile vincere il campionato di Serie D perché è il campionato più difficile di tutti i campionati, dalla Serie A alla terza categoria. Però io penso che Palermo farà una passeggiata in Serie D. Ecco, intanto si è giocata una partita a favore del Nord perché sarà il Venezia a sostituire il Palermo. È un peccato perché ecco, prendiamo un'altra squadra del Sud, prendiamo una grande città, oltre a perdere una grande squadra perdiamo una grande città nel calcio che conta. Però io penso che sicuramente il Palermo in breve ritornerà in Serie B e in Serie A.